Astigliano di Santa Maria di Sala, papà risulta positivo al Covid ma i figli violano la quarantena. Ora in paese è panico, il sindaco Fragomeni manda i carabinieri e li segnala in procura. A Martellago i pirati informatici gli avevano sottratto 75.000 euro ma i carabinieri, grazie all'aiuto della banca di appoggio, riescono a intercettarli e farglieli restituire. Spacciatore di 24 anni arrestato in via Piave dagli agenti della polizia locale a Mestre, trovati addosso al pusher vari involucri di eroina pronta per lo spaccio. È ancora sotto shock la 78enne di Noale derubata da due uomini che si sono finti operatori di Veritas. Faccio ancora fatica a riprendermi, non riuscirò mai più a fidarmi di qualcuno, dice. È tempo di bilanci per gli albergatori veneziani con riaperti l'80% degli hotel, ma sarà un autunno difficile, dicono, confidando nel rilancio della primavera 2021. Oggi secondo giorno di Laurea Day in piazza San Marco, solo 500 neolaureandi alla volta, mascherina obbligatoria e niente tocchi al cielo con i caposcarini. Adriano Panatta, l'ex campione di tennis, ha scelto Venezia per le sue nozze con l'avvocato trevigiano Anna Bodamigo, le nozze a Cafarsetti il prossimo 10 di ottobre. Buonasera, ben trovati telespettatori di Antenna 3, l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In apertura quanto successo a Santa Maria di Sala, dove una famiglia italiana di residenti, sebbene ci sia un acclarato caso di positività al Covid, ha deciso di violare la quarantena. Panico in paese, indagini avviate dal sindaco Fragomeni. Il papà è positivo asintomatico al Covid e i due figli, poco più che ventenni, invece di restare a casa, escono. Accade a Stigliano di Santa Maria di Sala, dove i due ragazzi, sebbene al momento negativi, ma con il rischio non improbabile di positivizzarsi, decidono di non rispettare la prevista quarantena, uscendo come se nulla fosse, di giorno come di sera, incontrando gente al supermercato e riunendosi con amici e conoscenti per una birra e una pizza in compagnia. Il sindaco, Nicola Fragomeni, venuto a conoscenza del fatto e subito dopo le dovute verifiche con la ULSS 3, ha immediatamente allertato in forze, carabinieri e polizia locale. Ma appena saputo questa notizia ci siamo subito mobilitati. Devo dire grazie anche all'Arma dei Carabinieri, il maresciallo Matrisciano è stato un fulmine. Ha inviato una pattuglia in casa e fortunatamente erano in casa tutti e tre, che solo uno era positivo, gli altri due devono rispettare la quarantena. Gli abbiamo intimato di non uscire di casa. Preoccupato e deluso dal gravissimo comportamento dei suoi concittadini che per i prossimi giorni fino al 6 ottobre saranno sorvegliati praticamente a vista. E lì attenzioniamo perché facciamo passare le ronde sia dei nostri vigili sia dei carabinieri, in modo tale che non ci siano problemi o rischi per la popolazione. Ora saranno i carabinieri a ricostruire la rete delle persone con cui è entrata in contatto tutta la famiglia. Questi casi qua devono essere veramente attenzionati e responsabilizzati, perché forse non abbiamo capito bene di cosa parliamo. Il mostro è un mostro importante che non conosciamo, che ancora non ha mostrato bene le sue radici. Le indagini, appena avviate, mirano a capire se anche il papà, che sapeva di essere positivo, abbia infranto l'obbligo della quarantena, andando così incontro al nuovo reato penale di violazione del predetto obbligo, punito anche con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro. E tutte le persone che hanno di questi problemi o hanno sentito che qualcuno ha questi problemi, vi preghiamo di segnalarceli. Poi ci pensiamo noi, con denunce alla Procura della Repubblica e multe salate. E a proposito del Covid c'è il secondo report di giornata di Regione del Veneto con azienda zero, 61 nuovi casi di positività in tutta la regione, che sommati ai 149 di questa mattina fanno salire a 210 il numero delle persone contagiate dal Covid nelle ultime 24 ore per l'appunto. 4 sono i decessi registrati come Covid. Nel veneziano nelle 24 ore sono stati 28 i casi
casi di positività. Le terapie intensive sono occupate per 20 posti letto, di questi 4 nel Veneziano, 1 all'ospedale di Venezia, 3 posti letto di terapia intensiva all'ospedale di Dolo. Veniamo alla cronaca con una truffa che si è registrata a Martellago in azione dei pirati informatici. Attenzione, abbiamo rilevato un accesso anomalo al suo mobile banking. Segua la procedura di verifica al seguente link. È iniziata così la truffa da questo semplice messaggio nel telefonino. A tutto avevano pensato gli hacker, anche di clonare i loghi della banca e il numero dell'ufficio antitruffa della filiale. La truffa informatica, pensata nei minimi dettagli, è stata perpetrata ai danni di Andrea Rossato e del papà Daniele, conosciutissimi gestori di una pasticceria ad Olmo di Martellago. Un raggiro che ha messo in luce anche le falle del sistema di sicurezza bancario e che ha permesso in poche ore di far partire 2 bonifici per un totale di 75.000 euro, miracolosamente recuperati dai carabinieri di Martellago. Sul conto corrente mancavano circa 75.000 euro e ce ne siamo resi conto dopo che abbiamo avuto dei vari colloqui e messaggi e telefonate tra la banca e sto numero di telefono che sembrava fosse l'ufficio repressione frodi della banca stessa. Invece erano riusciti a clonare anche quel numero. Sì, ma in maniera perfetta. Quando tu andavi su sto messaggio aprivi la banca nostra, cioè si vedeva tutto uguale, nella precisa identica maniera. Dopo aver fornito ai delinquenti le credenziali dei conti correnti, i malviventi, facendosi credere dell'ufficio antifrodi della banca, hanno effettuato 2 bonifici di 40.000 e 35.000 euro. I carabinieri però sono riusciti a bloccare le transizioni e a far ritornare tutto il contante indietro. Poche ore dopo il denaro avrebbe preso il volo. La vicenda sia da monito ai nostri commercianti e cittadini a stare attenti in queste situazioni, ha detto il sindaco Andrea Saccarola. I commercianti devono stare attenti. I commercianti, visto che io sono anche un commerciante, devono stare molto attenti perché, come vedete, è talmente facile essere truffati e poi si rischia veramente di perdere. All'azienda di Olmo è andata bene. E un appello forte e chiaro arriva anche dai carabinieri. Ieri avevano in qualche minuto erano riusciti a spostare 75.000 euro. La fortuna ha voluto che, la fortuna e la bravura dei carabinieri è stata quella di operare immediatamente, quindi appena sono stati allertati e sono venuti a conoscenza della cosa, sono riusciti a risalire all'istituto presso il quale era attestato l'IBAN, in realtà sul quale erano stati spostati i conti, e quindi mettendosi in contatto con l'istituto sono riusciti a bloccare questi fondi, che per fortuna non erano stati ancora trasformati, come spesso accade, in bitcoin e quindi in moneta virtuale. Parliamo di una truffa abbastanza difficile da percepire da parte delle vittime. Sostanzialmente questi truffatori contattano le vittime con un numero che è intestato effettivamente alla banca, all'istituto bancario presso il quale le vittime hanno attestato il loro conto corrente. Quindi, attestandosi e qualificandosi come agenti antifrode dell'istituto presso cui uno ha il conto corrente, è portato a fidarsi. Non solo, in questo caso addirittura la vittima ha fatto anche una verifica, nel senso ha chiamato un call center della banca per verificare che quel numero effettivamente fosse attestato presso l'istituto di credito e ha avuto conferma anche di questo. Ad indagini ancora in corso il consiglio dei carabinieri: mai e poi mai fornire i propri dati bancari. Né per telefono né per internet. Né per telefono né assolutamente per internet. Ormai i dati che inseriamo quotidianamente su internet poi rischiano di tornarci contro in questo caso. Sono facilmente sfruttabili appunto dai truffatori, quindi fidarsi esclusivamente delle agenzie e non dare mai i codici a nessuno. Uno spacciatore di 24 anni è stato arrestato in via Piave dagli agenti della polizia locale a Mestre. Nel corso degli accertamenti la locale ha individuato degli involucri pieni di droga in un borsello che il pusher portava a tracolla, requisiti anche altri 3 involucri sempre di droga all'interno del risvolto dei pantaloni che il 24enne indossava. Esami successivi hanno verificato che si trattava in totale di 7 dosi di cocaina e 1 di eroina, pronte quindi per lo spaccio. Si fingono operatori di Veritas per la lettura del contatore dell'acqua per truffare un'anziana di Noale. Vediamo. Per me è una roba grande. Ci è rimasta male, signora?
Non si fiderà più di nessuno? Non mi sono mai fidata di nessuno, perché magari da spray, da... Anche spray? Sì, Pitardi che faceva il suo con il gas. È ancora sotto shock la 78enne di Noale derubata da 2 uomini che si sono finti operatori di Veritas. I truffatori, per attirare l'attenzione della vittima, si sono presentati a casa sua sostenendo di dover fare una lettura del contatore dell'acqua. Poi hanno fatto scoppiare dei petardi facendo credere all'anziana che ci fosse una fuga di gas. Scoppi che hanno mandato letteralmente in confusione la donna. I malviventi hanno successivamente detto all'anziana di far scorrere l'acqua delle tubature aprendo tutti i rubinetti di casa. Una volta dentro l'abitazione, approfittando della distrazione della vittima, un uomo ha raggiunto la camera da letto, dalla quale ha prelevato monili in oro per 1.500 euro. Subito dopo, lasciando di sasso l'anziana, i 2 se ne sono andati. Ma che persone erano? Sui 45 anni, 40-45 anni. Parlava un accento italiano, ma non bene. La donna, quando si è accorta del furto, ha allertato i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e avviato da subito un'indagine per identificare i malviventi. L'ennesimo episodio di truffa ai danni di persone anziane, spesso sole in casa. Abbiamo subito ieri mattina avvisato sia Veritas ma anche le forze dell'ordine ed è quello che invitiamo a fare i cittadini come prima cosa, a chiamare le forze dell'ordine. Abbiamo contattato Veritas, Veritas ha subito invitato e pubblicato appunto dei messaggi anche sui loro canali diffidando di questi operatori perché non sta mandando operatori Veritas a fare letture di contatori. Nessun tecnico di Veritas è autorizzato a eseguire controlli nelle case se non su precisa richiesta dell'utente. L'invito quindi rivolto ai cittadini è a non far entrare in casa persone che si qualifichino come tecnici di Veritas. A Venezia città adesso, dove è stato riaperto l'80% degli alberghi, sarà un autunno difficile ma si spera nella primavera 2021. Gli albergatori veneziani si congratulano con il sindaco Brugnaro per la sua riconferma e l'ampio consenso elettorale raggiunto. Ed è subito tempo di una proposta. La continuità amministrativa per noi albergatori è importante, ci complimentiamo col sindaco Brugnaro che ha dimostrato una forza, un radicamento nel territorio veramente notevole. Ci mettiamo a sua completa disposizione perché la città ha bisogno di risorgere, deve risolvere gravissimi problemi dovuti a questa crisi del Covid e deve ripensare anche il turismo in città, non più overtourism, ma un turismo regolato, un turismo di qualità. Le opportunità di ripensare al turismo non mancheranno nei prossimi mesi. Abbiamo proposto un'agenzia della promozione che sia il motore della rinascita della città di Venezia anche alla luce del progetto dei 1600 anni di Venezia che a partire dal prossimo anno sarà il cuore della promozione cittadina. L'autunno però sarà in salita. Le prospettive non sono molto buone in questo momento, abbiamo di fronte a noi una stagione autunnale che segue un agosto che ha avuto una sua dignità in termini di numero di turisti e un settembre proprio negativo e quindi purtroppo le previsioni sono ben negative anche per ottobre e novembre, ma noi non disperiamo, siamo certi che la scienza ci aiuterà, verrà trovato un vaccino e quindi a partire dalla primavera dell'anno prossimo si potrà pensare a ritornare a numeri che consentano alle imprese di sopravvivere. C'è un dato importante da sottolineare. Intanto l'80% degli alberghi hanno riaperto a Venezia, hanno riportato i lavoratori, non lo hanno fatto perché guadagnano, lo hanno fatto solo unicamente perché non hanno ritenuto un dovere civico, un dovere nei confronti della loro città. Oggi secondo giorno di Laurea Day per Ca' Foscari di Venezia, suddivisa in 3 edizioni per via del Covid. In piazza San Marco solo 500 neolaureandi alla volta e con mascherina obbligatoria, niente tocchi al cielo con i cafoscarini che si sono limitati a sventolarli. Il rettore Bugliesi: sono felice che siamo riusciti a organizzare questa cerimonia in un anno così complicato. Adriano Panatta, l'ex campione di tennis, ha scelto Venezia come location delle sue prossime nozze con l'avvocato trevigiano Anna Bonamico, con cui da tempo vive a Treviso. Le nozze si celebreranno il prossimo 10 ottobre a Ca' Farsetti. L'evento, riservato ai soli familiari, si terrà con rito civile nella prestigiosa Sala Stucchi del Comune. Il paroliere Mogol si racconta da Venezia, sentiamolo.
A Venezia Giulio Rapetti, per tutti semplicemente Mogol, è ormai uno di casa. La prossima settimana riceverà, dopo la mostra del cinema, il Leone d'Oro allo sport nella sede della Regione Veneto a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia. Io sono venuto diverse volte a Venezia, ma ricordi particolari non ce n'ho. Sono sempre stato conquistato dalla bellezza di questa città e tutte le volte che torno ne godo parzialmente l'atmosfera, le strade, i vicoli, l'acqua. Una carriera inimitabile la sua, impossibile non ricordare il sodalizio artistico con Lucio Battisti. Ecco come è iniziata l'avventura. La mia passione è nata perché mi davano 5.000 lire, che €2,50 per ogni testo che scrivevo. Io avevo 18 anni quando ho cominciato a scrivere. Ecco un segreto per scrivere testi di successo. Io scrivo le canzoni in base al senso della musica, quindi non parto con un'idea in testa, sento la musica e cerco di capire frase per frase cosa sta dicendo. Di solito lo unisco molto spesso alla mia vita. Il maestro ha ancora tanti progetti in cantiere. Sto scrivendo altre canzoni perché noi faremo un grande spettacolo televisivo, La Scuola, che si chiamerà l'Università del Pop, che siamo anche diventati università. E da Venezia è tutto, grazie davvero per l'attenzione. Adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Piomba l'autunno sul nostro territorio, interessato in parte da un vortice ciclonico. Vediamo nel dettaglio cosa dovremo aspettarci sul Veneto. La grafica di sabato 26 settembre ci mostra una situazione tutto sommato buona, ampie schiarite soleggiate, anche se il cielo localmente tenderà a coprirsi, specie a partire dal pomeriggio. Entro sera-notte saranno possibili delle piogge sui settori nord-orientali della regione. Temperature in calo, minime fino a 12 gradi, massime più fresche tra i 15 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, cielo spesso nuvoloso con alternanza di momenti asciutti e soleggiati, ad altri invece con occasionali precipitazioni. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, massime sui 16-19 gradi all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, qualche sprazzo di sole intervallato da parentesi più nuvolose e non si escludono nemmeno qui dei rovesci. Temperature minime sui 5 gradi, massime invece sui 16-17 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.